Allora io voglio raccontarvi la prima notte di mio nonno. Nonno, generazione di campagna, del paese, gente giusta. Una volta mi raccontava mio nonno, non è che ti fidanzavi con la facilità di adesso, ormai si fidanza addirittura con gli sms, manco se italiano. Una volta ti facevano fare intanto le strade dei paesi a piedi per mesi, a Chiana e Scimmia, perché non è che ti fidanzavi con questa rapidità. Mio nonno, dopo tanti anni di acchianescine, finalmente individua mia nonna. Si guardano, si fidanzano. Nel momento in cui ti fidanzavi, lo sapeva tutto il paese. Cioè non è che potevano uscire da soli. Uscivano o lui, lei e o Piccirillo, che il bambino capiva perfettamente il suo ruolo di terzo incomodo, ma non ci diceva paccatta di patatine, paccatta tu panino. No, non sta ammazzato tu Piccirillo. Oppure a casa di suo padre, giustamente. Perciò in quei pochi momenti in cui mio nonno si avvicinava a mia nonna, gli sussurrava Rosalia. Che ci risse, Paolo? Solo a capire, Rosalia. Rosalia, a Palermo è Rosalia, normalissimo. cioè, capisci? Nome A sicuro. Palermo, Agata, a Catania. O come poteva essere Agatina. Rosalia, lo vedi la prima notte di nozze? Ti devo fare vedere una cosa. Che allora dicevano che le donne non conoscevano niente, sì, vabbè. Tutte le sere, Rosalia, lo vedi la prima notte di nozze? Ti devo fare vedere una cosa per 3 anni consecutivi. Pensate come arrivavano arraggiati al giorno del matrimonio. E il giorno arrivò, e non bello sistemato, noi siciliani ci teniamo a fare bella figura, la prima cosa che fa un siciliano è la barba, no? Perciò il pelo e il contropelo è una mossa un po' più pericolosa, che per evitare di tagliarsi si avvicina più allo specchio. Quando un diavolo ci mette la coda, pam, zozzolia col gomito, signore, si stacca lo specchio, sbatte nel lavandino e 2 schegge partono per la parte occidentale centrale, sanghete, mati, e bittero sangue, chiamo un dottore, arriva un dottore e dice, guardi, non è niente di grave, però glielo dobbiamo fasciare. Ma chi mi sta dicendo, dottore? Avete anni che gli dica a mia moglie che ci devo fare vedere una cosa. Ci faccio vedere le bende del pronto soccorso e ci faccio vedere il dottore. Ci guardi, è fondamentale. Mi schifo, facciano sto coso. Arrivano al matrimonio, vi ricordate prima, gli sposini se ne andavano prima di tutti gli invitati perché dovevano consumare questa famosa notte di nozze. Finalmente partono, entrano nella stanza da letto. Mia nonna, appena già si chiude la porta, ci chianta 4 scoppi nella porta. Satari in terra a volo tipo Catwoman. Va così. Si sfarda o si sciga come volete voi il vestito e ci dice Salvatore, lo vedi questo petto? Solo io e mia madre l'abbiamo visto. E me ne hanno cominciato a surare, mischi. Stato Salvatore, lo vedi questo ombelico? Solo io e mia madre l'abbiamo visto e me ne hanno surare. E a un certo punto il colpo di scena. Sazza tutte cose e ci dice Totò, Totò, la vedi questa cosa nera? Dice solo io e mia madre l'abbiamo vista. A un certo punto me ne hanno si piglia coraggio, gli si cala cavo e io che ne sta a dire? Che ancora ce l'ho imballato. Sasà Salvaggio. Grazie, grazie.